Si è svolta sabato al Teatro Pirandello la manifestazione organizzata dall'ASP di Agrigento sotto la guida della dottoressa Eliana Gucciardino dal tema la malattia d'Alzheimer, un ciak sul paziente fragile, che ha visto la partecipazione straordinaria dell'attore Paolo Ruffini, protagonista del film Perdutamente. Un viaggio nel mondo della malattia fatto in tutta Italia con testimonianze dirette a chi soffre dell'Alzheimer, ai familiari che con essa ci convivono, curandone proprio i loro cari che ne soffrono. La manifestazione è iniziata con il saluto del sindaco di Agrigento Miccichè, del presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella, del dottor Ercole Marchica, rappresentante dell'ASP, condotta da Simona Carisi. Nel corso della cerimonia una targa di riconoscimento allo stesso attore e ai produttori del film, gli agrigentini Tonino Moscat e Angelisa Castronovo della ULC Produzioni. L'evento di oggi sul tema dell'Alzheimer ha il compito di riportare all'attenzione della collettività l'argomento delle malattie degenerative dell'anziano, in particolare l'Alzheimer, dopo più di 2 anni in cui la pandemia Covid-19 ha dominato la scena. La presenza di Ruffini qui è un modo proprio per rafforzare e definire in maniera chiara il ruolo importante di chi si prende cura del malato. Infatti il racconto in maniera netta mette in evidenza non un racconto di malattia, ma un racconto d'amore di chi si prende cura di loro, perché non dimentichiamo che il paziente perde sì la memoria, le funzioni cognitive, però rimane sempre la memoria affettiva e questo continua a darci una speranza. Come si svolge la manifestazione, il suo iter, come viene snodata? Avremo un primo momento con la proiezione del docufilm Perdutamente, segue un intervento con l'incontro con l'autore e con i produttori WILSI, una consegna di targhe da parte dell'unità operativa malattie degenerative dell'ASP di Agrigento, farà seguito poi le relazioni di specialisti del settore, anche dell'intervento da parte del medico di medicina generale e l'intervento del caregiver che viene qui proprio a testimoniare le sue emozioni, le sensazioni. Questo è veramente un momento molto forte perché bisogna riconoscere il ruolo di chi si prende cura dei pazienti. Si chiama Perdutamente ed è un film che come sottotitolo ha non si guarisce dall'Alzheimer, non si guarisce dall'amore. È un film che abbiamo voluto realizzare proprio per sensibilizzare le persone su questa tragedia che grava su molte famiglie italiane. Sono 15 storie d'amore legate dall'Alzheimer. Ne esce fuori un'Italia bellissima, con un grande senso di solidarietà, di dignità e proprio d'amore. Alla fine quello che si riesce a capire è proprio questo, che le persone che soffrono di questa terribile malattia è come se a un certo punto decidessero di tenere attaccato un'affettività, un'emotività, un amore. Che messaggio lancia appunto questa messaggio? Lancia che forse il film racconta proprio che forse, anche se è desueto come concetto, forse siamo in questo mondo non tanto per vivere, ma proprio per amare. Ed è un concetto che di questi tempi diventa a volte, a forza di pensare che sia banale, alla fine oggi è semplicemente semplice. Da cosa nasce l'idea di questo film? Perché? Nasce dal fatto che quando ci ho messo 2 anni e mezzo a farlo, e in tempi di Covid vedevo che c'erano tantissime persone che si occupavano di Covid, di malattie, ma nessuno si occupava della vita. E tutti quanti dicevano come fanno le persone che hanno un cane a portare fuori il cane, come fanno le persone a fare ginnastica, e nessuno si è occupato delle famiglie che versano in condizioni difficili con magari un problema neurologico o psichiatrico o di disabilità. E questo film vuole essere una semplice carezza. Il fatto che sei ad Agrigento ti hanno chiamato come testimone all'importanza. Sono lusingato, ero già stato qui proprio al Teatro Pirandello con Sogno di una notte di mezz'estate 3 anni fa. Sono solo felicissimo. Il problema è che quando vengo da queste parti non mangio mai, mangio poco, c'è sempre digiuno, nessuno ti offre da mangiare, nessuno ti invita. Questa è una cosa che in questa regione è molto difficile, dovete fare qualcosa. Vedete che insomma, ho mangiato solo 3 primi, 5 antipasti, 2 secondi e poi un parfait di mandorle che mi ha infarcito il Cannolo. Cannolo mi manca. Agrigento oggi testimonial di una giornata importante dove si discute dell'Alzheimer, Sindaco. Sì, l'Alzheimer è una patologia che è diventata ormai sociale, e la percentuale è altissima, forse non tutti lo sanno, ma è anche una piaga quindi della seconda età, ancora prima della terza età. È importantissimo che Agrigento ospiti questo evento che
possiamo considerarlo anche cultura, perché la medicina a questi livelli è veramente cultura e questo lo andiamo a ricollegare con la nostra candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Questa è un'occasione particolare, un'occasione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e ringraziamo fortemente la dottoressa Gucciardino che ci ha consentito di portare avanti questa iniziativa con questo testimonial il cui nome riesce ad attirare anche altre persone che ordinariamente non verrebbero e che quindi ci serve proprio come indice di attrazione. Queste iniziative sono per noi vanto, noi ASP siamo sempre accanto a chi ci può portare anche nell'avvicinamento con il tessuto sociale e quindi che dire, siamo qua, oggi siamo felici e speriamo che questa iniziativa sia solo l'inizio di una lunga serie. Molto diffusa ad Agrigento questa malattia? Purtroppo l'Alzheimer, ma più che l'Alzheimer la demenza ormai oggi con l'avanzare dell'età, con l'allungamento della vita ci porta ad avere una maggiore incidenza di quelle che sono le patologie demenziali e quindi oggi sono sempre più necessarie sia le strutture intermedie, oltre che l'intervento clinico vero, anche le strutture intermedie che possano dare un sollievo sociale e anche le strutture che possano andare a intervenire sui casi più avanzati. Beh, sicuramente è un'iniziativa lodevole perché sensibilizzare l'opinione pubblica, sensibilizzare l'assistenza di questa complessità di malattia è una cosa veramente lodevole, per cui sono contento di questo. Ecco, lei farà un'attenta relazione su un tema importantissimo, se magari ci anticipa le linee guida. Direi che è una relazione che già il titolo dice molto. Le malattie neurodegenerative, un viaggio nell'ignoto. Significa che non abbiamo un punto fermo, significa che abbiamo molto ancora da capire e da scoprire, significa che lottiamo contro una malattia multifattoriale, per cui bisogna tenere conto di molteplici fattori che incidono e sicuramente aggravano la malattia. Ma la cosa che è più importante adesso oggi è studiare il fenomeno della predemenza, cioè andare a ricercare i fattori, i biomarker per evidenziare un decennio prima la comparsa della malattia e quindi cercare di rallentarla il più possibile e quindi curarla nel migliore dei modi.